Ora sì. a Venezia. Venezia è tornata ad ospitare la fiera internazionale dedicata proprio alla nautica. È andato a curiosare per noi Stefano Buttafuoco. Guardate che meraviglie. Siamo nell'incantevole Venezia, la città dei ponti, patrimonio mondiale dell'umanità, per farvi vedere in anteprima la prima edizione del Salone della Nautica, l'unica al mondo raggiungibile con la propria imbarcazione. Sede dell'esposizione è l'Arsenale, il cuore dell'industria navale veneziana dal XII secolo. Questo sommergibile è diviso in 3 comparti. La prima parte, verso poppa, è la parte della sala motori. La seconda parte invece è la parte centrale che comprende la sala comandi. La terza parte è la zona dove sono conservati siluri. È la festa del popolo del mare tra passato, presente e futuro. Qui al Salone Nautico è infatti possibile scoprire le nuove linee di tendenza di design. Basta salire in una di queste barche. Il desiderio oggi è di essere sempre di più in contatto con la natura, quindi avere grandi finestrature, grande possibilità di aprire, modificare la forma esterna per fruire dell'esterno dall'interno. Ok, mi sembra di capire che chi ha una barca senza finestrature ne deve comprare una nuova, mi dispiace. Oltre al design, qui al Salone Nautico si parla anche però di innovazione e di ecologia. Andiamo a vedere qualche imbarcazione ibrida ed elettrica. Cosa hanno di speciale questi motori ibridi? Non inquinano e sono silenziosi. Vogliamo provare? Sì, naturalmente proviamo. Dai, accendiamo il motore. Ok, ora. Accendiamo il motore. Sì? Hai acceso? Sì, ho acceso. Non ci credo. È incredibile, è acceso, non si sente nulla. E dopo tanto sfarzo, noi vogliamo terminare la nostra giornata proprio qui, davanti a questa opera solo apparentemente anonima, che ci ricorda come i nostri mari vanno difesi dall'inquinamento della plastica. Altrimenti, con tutte queste barche, che cosa ci facciamo?